Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra conferenza del giovedì 23 febbraio. Oggi abbiamo il piacere di avere il nostro socio effettivo, Luca Codignola Bo, accademico appunto, e già dell'Università degli Studi di Genova. È un amico, oltre che un collega accademico, che a Genova ha insegnato a lungo, dal 1990 al 2016. Il suo campo è la storia del Nord America coloniale, che appunto ha insegnato prima a Pisa, poi a Genova, dove è stato anche componente del Senato accademico. Il professor Codignola è docente presso la St. Mary's University in Canada e la University of Notre Dame negli Stati Uniti, dicono così la Notre Dame, noi magari diciamo diversamente. E in effetti il Canada è stata sempre un po' la sua area di interesse precipuo, è autore anche di una storia del Canada uscita nel 2018, ma cito qualche altro testo: Colombo e altri navigatori, 2007, Blurred Nationalities Across the North Atlantic, Traders, Priests and Their Kin Traveling Between North America and the Italian Peninsula, cioè mercanti, preti e loro simili fra il Nord America e la penisola italiana, 1763-1846. Infatti l'amico Codignola Bo si è occupato molto anche di storia diplomatica, anche di storia religiosa, e poi lui è un ligure di nascita, di formazione, più che anche di residenza in parte, anche se da qualche anno vive a Milano, ma questi suoi rapporti con la Liguria sono stati di nuovo confermati e continuati dalla sua frequentazione dell'Accademia, dal fatto che lui fa parte del nostro corpo accademico. E grazie di essere venuto da Milano, speriamo di vederti sempre spesso qui da noi. E ascoltiamo la tua conferenza, il cui titolo è Missionari cattolici negli Stati Uniti e in Canada in età moderna. Entusiasmi, delusioni e compromessi dal 1607 al 1815. Benvenuto. Grazie professor Bacigalupo, grazie a voi per essere qui ad ascoltarmi e grazie all'Accademia che mi ha invitato prima a essere socio e poi a presentare questa conversazione, che è la seconda che ho il piacere e l'onore di tenere in quest'aula. Missionari cattolici in Nord America, 1607-1815 mi pare che sia. Da buon storico lasciatemi subito cominciare con le due date, cos'è il 1607 e cos'è il 1815. Il 1607 è praticamente l'inizio della colonizzazione europea del Nord America, cioè Jamestown in Virginia viene fondata dagli inglesi nel 1607, Quebec nell'America francese, quello che oggi è il Canada, viene fondata nel 1608. Quindi questo è proprio l'inizio della colonizzazione, diciamo, europea. Chiaramente non lo voglio ripetere, là c'erano già prima gli indiani e naturalmente nel Sud America e nell'America Latina erano già arrivati da circa un secolo spagnoli e portoghesi, ma in Nord America non era ancora arrivato nessuno in maniera stabile. Ecco perché l'inizio è il 1607. 1815 è una data che per gli europei vuole dire sostanzialmente una cosa, vuole dire la fine del periodo della Rivoluzione francese, la fine di Napoleone, delle guerre napoleoniche, congresso di Vienna, da lì riparte diciamo la storia europea. 1815 è una data fondamentale anche per la storia americana, perché nel momento in cui finiscono le guerre napoleoniche, che sono state guerre che sono andate avanti per 2 generazioni praticamente, è come se si riaprisse la porta delle migrazioni oceaniche, cioè gli europei cominciano in maniera notevole e sostanziale a partire per l'America. Quindi le grandi
migrazioni europee per le Americhe del Nord sono dopo il periodo delle guerre napoleoniche. Questi sono, diciamo, i due limiti cronologici di questa conversazione di oggi. Quando gli europei arrivano a Quebec e a Jamestown, cioè in Virginia e nel Canada, in realtà, come ho detto, c'erano già gli spagnoli nel Sud America, nell'America Latina, e i portoghesi. E l'America Latina aveva già portato, insieme alla conquista, aveva portato con sé un certo numero, un numero notevole di missionari cattolici, i quali insieme alla conquista economica, conquista diciamo del territorio, riuscita fino a un certo punto, avevano avuto l'intenzione e la pretesa e la speranza anche di portare con loro il cristianesimo. Cioè si va in una terra nuova, non scoperta fino al momento di Colombo, è il momento, si scopre che ci sono popolazioni che sono sempre esistite, ma a cui non è mai arrivata la parola del Vangelo, e quindi ecco che insieme ai colonizzatori, ai conquistatori, partono anche i missionari. Tutto questo però avviene nell'America Latina, nel Sud America, diciamo nel corso del Cinquecento, e anche nel corso di un secolo, il Cinquecento, in cui c'è un nuovo impulso, un nuovo entusiasmo missionario. Ci sono popolazioni nel mondo che non hanno mai avuto la parola di Dio, non hanno mai letto il Vangelo, non lo conoscono e quindi non possono andare in paradiso, perché se uno non si è battezzato e non è diventato cristiano, non ha la possibilità, secondo la mentalità di allora, di accedere alla salvezza, al paradiso, e quindi bisogna andarli a convertire. Bisogna andargli a portare la possibilità di scegliere. Volete diventare buoni cristiani e andare in paradiso, o volete scegliere una via diversa che vi porterà da un'altra parte? Questa è un po' l'idea di base dell'idea di missione: portare la parola di Dio a chi non l'ha mai avuta, oppure a chi l'ha rifiutata, come i musulmani, per esempio, che l'avrebbero avuta ma l'hanno rifiutata. Quando si apre la porta del Nord America, il problema rimane lo stesso. Ci sono popolazioni indiane a cui non è mai arrivata la parola di Dio, il Vangelo, e quindi bisogna portarla. Ed ecco che insieme ai primi viaggiatori, ai primi colonizzatori, ai primi navigatori, partono i missionari. Fino ad allora i missionari non c'erano stati, non erano andati in questi territori, perché non c'erano le navi che li avevano accompagnati, non avevano fatto parte di queste spedizioni esplorative. Ma a partire dall'inizio del Seicento, insieme agli europei, partono anche i missionari. Missionari quali, come si sa, erano già andati in Asia, stavano cercando di andare in Africa, erano già stati in Giappone, per esempio, erano già stati in Cina e avevano avuto un certo successo, perché chi di voi ha visto dei film, il film Mission, per esempio, con De Niro, che spesso passa alla televisione, sa che si sta parlando di un luogo, il Paraguay, in Sud America, in cui i missionari avevano convertito e convivevano con gli indiani Guarani del Paraguay, che erano una popolazione locale indiana che aveva accettato di convertirsi al cristianesimo. E non è stata una esperienza rapida. La famosa colonizzazione del Paraguay dura 150 anni, cioè una cosa molto lunga, generazioni e generazioni di indiani, di missionari che hanno convissuto insieme. In Cina i missionari gesuiti sono arrivati a partire dalla metà del Cinquecento, in Giappone anche. In Cina hanno avuto un certo successo, in Giappone lo hanno avuto per un breve periodo, dopodiché sono stati eliminati per motivi di politica interna tra i vari shogun, i vari capi giapponesi, sono stati praticamente fatti fuori, martirizzati, uccisi nel corso di poco tempo. Ma in Nord America tutto questo non era mai successo. C'è però un grande entusiasmo, si trova un nuovo territorio, nuovi indiani, terre da convertire, popolazioni che non hanno mai avuto contatti con gli europei, quindi possiamo arrivare anche a loro. Tutto questo succede a partire dall'inizio della colonizzazione europea e c'è una data precisa, 1611, in cui i primi missionari gesuiti arrivano
quello che oggi sono le province marittime del Canada, quello che oggi che noi conosciamo come Nuova Scozia. Sopra il Massachusetts, sopra Boston, c'è la Nuova Scozia, è il luogo in cui arrivano i primi missionari. C'è un enorme entusiasmo da parte di questi primi missionari, non c'è una reazione negativa da parte degli indiani, i quali decidono assolutamente di ricevere questi nuovi arrivati, sia gli europei laici, diciamo quelli che noi chiamiamo i colonizzatori, sia i missionari che li accompagnano. Non c'è un motivo immediato di contrasto, soprattutto nella zona francese. C'è un'accettazione reciproca in cui entrambe le parti cercano di capire cosa si può prendere di buono dall'altra parte. Questi missionari, che erano pochissimi, perché all'inizio erano 2 nelle province marittime nella Nuova Scozia, poi diventeranno 3, poi magari 10, ma sono un numero limitatissimo, vengono accettati. Il problema all'inizio del 600 è che questi missionari arrivano dalla Francia, si incontrano con le popolazioni indiane e il loro scopo è portare la parola di Dio, insegnare, convertire, far capire che messaggio cristiano stanno portando. C'è un grosso entusiasmo, si ritiene che questa conversione del mondo avrà luogo in tempi abbastanza rapidi. Non si sa bene, non si conosce bene il luogo, perché l'America non si sa quanto è grande, si sa dove si arriva sulla costa, ma non si sa quanto spazio ci sia per arrivare dall'altra parte e dove sia quest'altra parte. Quindi c'è un punto interrogativo. Non si sa quanti sono gli indiani. I primi che vengono a contatto con gli europei sono pochissimi, perché le popolazioni della costa sono molto limitate di numero, ma si presume che basta andare un po' più in là, un po' più dietro, un po' più al di là delle montagne, e lì saranno tantissimi, milioni, centinaia di migliaia, non si sa. Ma chiaramente c'è un entusiasmo in questa direzione. Ed effettivamente all'inizio i risultati si vedono. I missionari gesuiti vanno in modo abbastanza rapido, che sono i più bravi, diciamo i più capaci, imparano abbastanza bene la lingua, perché qui si tratta non soltanto di scambiare 2 parole, ma è stata di portare dei concetti difficili agli indiani, è stata di parlare di peccato originale, è stata di parlare di Trinità, è stata di parlare di Gesù, è stata di parlare di un sacco di cose complicate in cui la lingua deve essere raffinata, non basta parlare di mangiare, di bere e di dormire. Insomma, ci vogliono dei concetti per cui la lingua è molto importante. E allora all'inizio i gesuiti sono capaci, soprattutto i gesuiti, a entrare in contatto con gli indiani e hanno alcuni successi. In particolare trovano una buona corrispondenza con una nazione indiana, quelli che un tempo si chiamavano le tribù, oggi tendiamo a dire le nazioni perché è più politically correct, ma sono effettivamente nazioni indiane che hanno una lingua, una cultura, una tradizione. Questa nazione indiana con cui hanno parecchio successo è la nazione degli Uroni. Gli Uroni, che hanno un altro nome nella lingua locale, si chiamavano Wendat, sono vari nomi, ma gli europei li conoscono come gli Uroni, e sono quelli che nelle illustrazioni vediamo sempre con la testa rapata, con una specie di cresta sulla testa, e sono indiani cattivi, insomma, sono indiani nei film europei, sono sempre i cattivi, quelli che arrivano col tomahawk e te lo danno sulla testa. Ecco, sono gli Uroni. Però gli Uroni sono quelli che accettano di più i missionari, se li portano nei loro villaggi, che non sono così vicini a Quebec, perché per arrivare da Quebec alla zona di Toronto, fate conto che oggi ci vogliono circa una giornata di treno, allora ci volevano circa 3 mesi di canoa per arrivare nella zona degli Uroni. Però gli Uroni accettano la presenza dei missionari. I missionari vanno a vivere fra di loro, portano il loro messaggio, parlano, discutono, non vengono respinti, vengono accettati per vari motivi, ma vengono accettati e hanno modo di dire, di portare la loro parola. C'è però, e qui parliamo dell'inizio del 600, parliamo di un periodo che va dall'inizio del 600, 1607, al 1649, quindi diciamo è la prima metà del 600. I missionari sono in questo caso
tutti francesi, tranne un italiano, era un romano che si chiamava Bressani, che però aveva studiato in Francia, che viveva coi gesuiti, e quindi va a fare il missionario anche lui tra gli Uroni. Ma erano tutti francesi. Il Canada di questo periodo è un territorio francese. C'è poi la parte che riguarda gli Stati Uniti, i futuri Stati Uniti, ne parlerò poi subito dopo. Per ora parliamo della zona del Canada francese. C'è quindi la prima parte nel titolo della mia conversazione c'è la parola entusiasmi. All'inizio c'è un vero entusiasmo. L'idea che il mondo a un certo punto si deve convertire è insito nella stessa idea stessa di Chiesa Cattolica di essere missionario. Se non ci credessimo, non ci sarebbe, non lo faremo nemmeno. Allora, entusiasmo. Però poi la seconda parte del mio titolo è delusioni, cioè ci si rende conto che in realtà fare il missionario, convertire, è una cosa difficilissima, perché ci sono una serie di difficoltà di ordine non solo teologico, non solo ideologico, non solo culturale, ma anche difficoltà proprio di tipo pratico. Cioè, cosa vuol dire in realtà andare a convertire gli indiani del Nord America? Cosa vuol dire portare una parola diversa? Cosa vuol dire convincerli? Non vuole solamente dire battezzarli, come spesso facevano gli spagnoli in Sud America, che battezzavano migliaia di persone in un colpo solo. E dicevano che sono tutti battezzati, quindi possono andare in paradiso. In Sud America questo modo di fare è stato applicato molte volte, è stato anche, come dire, c'erano anche quelli che erano contrari a questo modo di convertire formalmente. Ma nel 600 siamo già un secolo dopo in cui si è convinti che in realtà la conversione è legata alla convinzione insita in ciascuna persona che viene convertito. Infatti i gesuiti non battezzano mai a scatola vuota, vogliono prima essere sicuri che la persona che viene battezzata e che quindi si converte ha piena coscienza di quello che sta facendo. E questo può durare anni, sono processi molto lunghi. Stavano avendo un certo successo con questa nazione degli Uroni finché, per cause totalmente che non avevano niente a che vedere con gli europei, con i francesi, con gli inglesi, c'è una guerra in corso fra due nazioni indiane grandi, una sono gli Uroni, gli altri sono i famosi Irochesi, gli Irochesi, anche loro con la cresta sulla testa, tanto per darvi un'immagine di come li si vede nelle illustrazioni, i quali si combattevano tra di loro da 100 anni. È una guerra che va avanti da 100 anni, ma finisce proprio nel momento in cui arrivano gli europei, arrivano i gesuiti. Gli Irochesi che venivano dal sud, venivano dallo stato, quello che oggi è lo stato di New York, compiono l'ultimo attacco contro la nazione degli Uroni e praticamente la distruggono. La distruggono nel senso che ammazzano la maggioranza degli Uroni, il resto se li portano via in schiavitù, se li portano a casa loro, per motivi in cui non entro. Comunque è una guerra, lunga guerra, che per sfortuna dei missionari e per sfortuna dei gesuiti colpisce proprio la nazione indiana con cui avevano avuto più successo. Ed ecco quindi nella mente di questi missionari dire: ma perché Dio ci ha fatto questo? Perché Dio ci ha punito e non ci ha consentito di portare a termine un'opera che stava andando così bene? Ma naturalmente la mente di Dio è imperscrutabile, non si sa, ma di fatto è così. I missionari abbandonano i gesuiti, tornano a Quebec, vanno a vivere di nuovo nella popolazione francese e in qualche modo lasciano perdere questa opera di missionarizzazione, che aveva avuto alcuni successi, ma aveva avuto anche delle grosse difficoltà, da cui delusioni nella vita pratica. Difficoltà di che genere? Uno, per esempio, il clima. Il clima canadese, lo sappiamo tutti, è un clima difficilissimo. Si va tranquillamente tutto l'inverno a 20-30 sotto zero, si ghiacciano i laghi, si gelano i fiumi, è una vita in un clima molto difficile a cui certamente nessun missionario era stato preparato quando era partito dalla Francia. Se uno viveva a Bordeaux, a Parigi o dovunque, a Nizza,
e poi andava in Canada, si trovava a 50 gradi di differenza e la vita era difficilissima. Quindi clima, secondo la lingua, imparare le lingue degli indiani, come imparare qualsiasi lingua, è un'opera molto delicata, molto difficile, e in particolare le lingue indiane, perché sono lingue che non hanno struttura, non hanno grammatiche, non hanno vocabolari, quindi bisogna sentirla e impararla e adeguarsi a quello al messaggio che si vuole portare. E i linguisti fra i missionari ce ne sono alcuni, ma sono pochi. Altra difficoltà, il cibo. Gli indiani mangiavano malissimo, parliamo sempre dal punto di vista degli europei che arrivavano, cioè avevano dei grandi calderoni in cui mettevano a cuocere l'acqua, nell'acqua fredda buttavano delle pietre bollenti e l'acqua bolliva e dentro ci buttavano tutto quello che dovevano mangiare, ma interi. Pigliavano i cani, li buttavano dentro, pigliavano gli animali, i castori, li buttavano lì dentro, tiravano fuori questi animali e se li mangiavano, senza mai pulirli. E questo naturalmente a un gesuita che veniva dal collegio di collegio romano, ma anche dal collegio di Parigi, avevano sempre studiato in ambienti aristocratici, era una cosa disgustosa. Per cui questi poveretti abituati a una vita da ricchi, educati, andavano a vivere in mezzo ai selvaggi dal loro punto di vista. La relatività ovviamente la do un po' per scontata. Quindi il cibo era una cosa difficile, eppure tutti i giorni bisognava mangiare quello che mangiavano gli indiani. E poi c'è un'altra difficoltà per i missionari, la difficoltà delle abitudini e dei costumi sessuali degli indiani. Gli indiani non avevano nessun problema avere rapporti sessuali con gli uni, con gli altri, le ragazze con i ragazzi. Il matrimonio non era una cosa che era formalizzato. Certo, c'erano le coppie, le persone che vivevano insieme, marito e moglie, ma dal punto di vista della moralità europea, in cui certe cose si potevano fare solo dopo il matrimonio, e al matrimonio si arrivava in modo attraverso degli stadi molto precisi, questa sessualità indiana era una cosa inconcepibile, era un peccato permanente, non solo per gli indiani stessi, ma anche per i missionari che vedevano queste cose e ovviamente cadevano spesso in tentazioni di cui non parlano naturalmente nei loro rapporti, nelle loro lettere, ma è chiaro, voglio dire, sarebbe chiaro a chiunque che erano tentazioni da cui si dovevano guardare. E attraverso nei documenti questa cosa si capisce, anche se non è mai del tutto esplicitata. Quindi difficoltà. Tra l'altro dico questo perché ho parlato dei documenti da cui noi traiamo queste informazioni. I gesuiti erano particolarmente capaci e bravi, ed glielo imponeva la loro regola, a scrivere quello che facevano. Per cui ogni anno dal Canada mandavano a casa ai loro superiori una relazione scritta di che cosa era successo durante l'anno. E naturalmente si diceva guerre, matrimoni, quanti convertiti, quanti morti. Ogni anno c'è una relazione che veniva mandata in Europa e i gesuiti europei la stampavano, per cui questi diventavano dei libricini che poi circolavano. I gesuiti lo sapevano fare particolarmente bene, lo facevano anche per la Cina, per il Giappone, per l'India, ma le relazioni canadesi sono un documento etnografico interessantissimo. Naturalmente c'è il loro punto di vista, ma questo è ovvio. La stessa cosa cercano di fare i missionari, stiamo parlando di conversione delle popolazioni indigene, cercano di farlo nelle Antille, perché nelle Antille anche ci sono indiani locali, ci sono gli Arawak, ci sono i Carib, che sono indiani diversi, ma anche lì ci sono indiani locali che i missionari cercano di convertire nella prima metà del Seicento. Anche lì i risultati per 1000 motivi sono molto scarsi. Le cose cambiano nella seconda metà del Seicento, cioè c'è un'evoluzione in questo tentativo di conversione degli indiani. L'evoluzione è una sorta di involuzione. A metà del Seicento ci si rende conto che quest'opera di conversione degli indiani d'America, per cui si era partiti con un enorme entusiasmo, in realtà ha una battuta di arresto. Non si riesce ad arrivare ai risultati a cui si voleva arrivare. Contemporaneamente, alla metà del Seicento, e parlo sempre della zona
del Canada in questo periodo, alla metà del 600 la popolazione bianca di origine europea comincia a diventare importante. Comincia cioè a diventare una enclave europea di un certo numero di persone, parliamo sempre di poche persone, perché tenete conto che in tutto il Canada a metà del 600 c'erano 2000 persone, 2000 bianchi. 2000 vuol dire, non so, Sestri Levante ne ha 16.000 abitanti. Ecco, in tutto il Canada c'erano 2000 bianchi. Alla fine del 600, in tutto il Nord America francese ce n'erano 40.000, cioè siamo a numeri piccoli. Però queste poche migliaia di europei in realtà controllavano, attraverso un sistema di alleanze indiane, controllavano il continente. La storia delle colonie britanniche dal punto di vista numerico è molto diversa e ci arriveremo subito. A metà del 600 le cose cambiano, perché? Perché i missionari si rendono conto che la conversione degli indiani è un'operazione difficilissima e ci vorrà moltissimo tempo, e quindi decidono di dedicarsi piuttosto al mantenimento della fede nella popolazione europea. Cioè i francesi che sono arrivati e gli inglesi negli altri posti hanno bisogno di parroci, hanno bisogno di confessarsi, hanno bisogno di fare la comunione, hanno bisogno di imparare il catechismo, e quindi i preti che sono in quella zona tendono a dedicarsi piuttosto agli europei. Ci sarà sempre qualcuno che ha questa passione per diciamo, le missioni indiane, le missioni estere, le missioni con le popolazioni indigene difficili, ma diciamo diventano un numero relativamente una specie di task force, cioè un gruppo limitato di missionari di particolari abilità, di particolari capacità, che si dedicano agli indiani. Ma la maggioranza del clero cattolico comincia dalla metà del 600 a occuparsi invece della popolazione europea. Tra l'altro questa cosa ha anche una struttura, ha anche una visibilità nella struttura. Queste sono terre di missione. Terre di missione vuol dire terre in cui non c'è ancora una struttura ecclesiastica. Non esserci una struttura ecclesiastica significa che non c'è un vescovo, il vescovo non nomina dei parroci, i parroci non hanno le parrocchie, cioè si vive in una terra in cui ci sono dei missionari, ci sono dei preti, ma che dipendono direttamente da Roma oppure dalla Francia. Cioè non c'è questa struttura che c'è in qualsiasi paese cattolico, in cui si va, la gerarchia è papa, vescovi, parroci. Diciamo, questa è la gerarchia classica di un paese cattolico. Qui siamo invece in terra in cui non c'è questa gerarchia. Ci sono missionari sparsi, legati teoricamente a un ordine religioso oppure direttamente ai loro superiori in Europa. A metà del 600 però, seconda metà del 600, viene mandato un primo vescovo missionario in Canada. Dal 1658, ecco che c'è il primo vescovo nel quello che oggi chiamiamo il Canada, il vescovo di Quebec. E da questo momento in poi la Chiesa ha una struttura regolare. Contemporaneamente il re di Francia è Luigi XIV, il quale comincia a ritenere che il Canada sia un paese importante da un punto di vista territoriale, e quindi aiuta la Chiesa ad affiancarsi ai funzionari della corona, e quindi le due parti, diciamo, della colonizzazione europea, la Chiesa da una parte e i burocrati francesi dall'altra, proseguono di pari passo. Allora c'è tutto un periodo dalla metà del 600 alla metà del 700, e dirò poi perché metà del 700, in cui la Chiesa si stabilizza. Rimangono alcune missioni sparse, in cui ci sono missionari e indiani, ma fondamentalmente la Chiesa vuol dire come una struttura così come c'è in Europa, semplicemente in una terra più difficile. Che cosa succede nel frattempo nelle colonie britanniche d'America, quelle che poi diventeranno gli Stati Uniti? Perché per ora abbiamo parlato della zona, diciamo, del nord, a nord del fiume San Lorenzo,
Anche oggi, se voi percorrete il fiume San Lorenzo, diciamo che a nord c'è quello che si chiama Canada, a sud ci sono gli Stati Uniti. C'è la Nuova Inghilterra, c'è lo Stato di New York, insomma c'è la Virginia. Che cosa succede in questa zona? Beh, questa è una zona in cui missionari ce n'è pochissimi, e quelli che ci possono essere sono tutti, sono in una condizione di clandestinità, perché le colonie britanniche sono soggette a quelle che si chiamano in inglese le penal laws, cioè le leggi penali, per cui è proibito essere cattolico in un paese britannico. La corona d'Inghilterra non prevede la possibilità di essere cattolici all'interno dei propri domini. È proibito. Da quando c'è stato lo scisma anglicano, c'è la Chiesa d'Inghilterra, e i cattolici sono considerati sovversivi. Quindi non si può essere cattolici. Se uno è cattolico e viene beccato, viene messo in galera. Anzi, può anche essere impiccato, può essere ucciso. Naturalmente, come tutte le cose nei paesi anglosassoni, un conto è la legge, un conto è l'applicazione della legge. Perché la legge dice una cosa, l'applicazione, l'implementation è un'altra. Allora, all'inizio, naturalmente, queste leggi penali vengono applicate in maniera severissima, per cui i pochi cattolici che vivono in Inghilterra devono farlo in assoluto segreto. Più si va avanti nel tempo, più la corona d'Inghilterra accetta, tollera, diciamo che la parola giusta è tollera, la presenza di cattolici anche all'interno dell'Inghilterra, li lascia fare purché non diano fastidio, e prevede che possano anche praticare la loro religione nelle colonie. Ma nelle colonie, ancora una volta, un conto è la regola, un conto è la messa in pratica. Sono delle colonie come la Nuova Inghilterra in cui è assolutamente proibito essere cattolico, e se si viene presi, si viene impiccati. Altre come il Maryland, la Virginia, la Pennsylvania soprattutto, in cui c'è una grande tolleranza. Soprattutto la Pennsylvania, che dall'inizio del Settecento è una colonia quacchera, e i quaccheri sono, diciamo, in prima fila nel rispetto e nella tolleranza religiosa per tutte le denominazioni. Ecco, lì i cattolici possono, diciamo, prosperare, possono praticare la loro religione. Quindi ecco che non è che non ci siano missionari cattolici nelle colonie britanniche, ma sono molto pochi e tendono a vivere in un regime di clandestinità, perché sanno che in qualsiasi momento potrebbero essere messi in prigione, potrebbero essere aboliti, potrebbero essere cacciati. Delle colonie britanniche sappiamo molto poco, anche perché, sempre per motivi di sicurezza, laddove i missionari canadesi scrivevano le loro cose, le pubblicavano, le mandavano in Europa, nelle colonie britanniche non lo facevano, perché se scrivevano di quello che facevano e i loro scritti venivano trovati, ecco che erano passibili di persecuzione. E quindi si sa pochissimo. Quello che si sa lo si sa attraverso documenti più o meno segreti che arrivano in Inghilterra e vengono tenuti abbastanza nascosti. Ma si può presumere che in realtà la situazione non fosse molto diversa dal punto di vista della sostanza della loro vita da quello che succedeva in Canada, dove invece la religione era assolutamente permessa. Anzi, in Canada era proibito essere protestanti. Non siamo in un regime di tolleranza religiosa. In Canada non si può essere protestanti. Nelle colonie britanniche non si può essere cattolici. Allora, l'ultima parte della mia conversazione riguarda, diciamo, il terzo tema, compromessi. Ma quali compromessi? I compromessi da un punto di vista della Chiesa, compromessi dal punto di vista dei missionari. Beh, ci si trova di fronte a delle situazioni delicate. Bisogna arrivare, non si può imporre quella che è la legge della Chiesa Cattolica di questo periodo, che è la legge del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento è quel grande concilio che ha riformato la Chiesa Cattolica nella seconda metà del Cinquecento, in cui praticamente si mettono giù le leggi che riguardano il modo di vivere della Chiesa Cattolica. Ancora oggi, diciamo, siamo legati come cattolici alle leggi del Concilio di Trento, che sono state poi variate, ma fondamentalmente
il documento fondante è il Concilio di Trento. Allora, in teoria, i missionari, i cattolici, la Chiesa deve applicare le leggi del Concilio di Trento, ma si rende conto che farlo è difficilissimo, se non impossibile. E quindi bisogna arrivare a dei compromessi. Per esempio, matrimoni. Beh, la legge, il Concilio di Trento, dice che ci si può sposare soltanto fra due cattolici. Se non si è, se la donna e la moglie e il marito, la donna e l'uomo, non sono cattolici, il matrimonio non esiste, non è valido. Non ci si può sposare con un cattolico, non si può sposare con un pagano, con un indiano, perché l'indiano non è stato convertito. Lo si può sposare un pagano, cioè un'indiana in questo caso, soltanto quando questa si sia convertita al cattolicesimo. A quel punto i due partner fanno tutte e due, sono parte della stessa religione. Questo dice il Concilio di Trento, questo dice la regola. Il matrimonio, però ci sono delle eccezioni. Per esempio, cosa succede se un cattolico sposa un protestante? Anche lì non dovrebbe essere possibile. Il protestante dovrebbe convertirsi al cattolicesimo. Però in tanti posti, per esempio in Olanda, per esempio in Belgio, c'è una tale commistione fra cattolici e protestanti che si accetta, il Papa, la Chiesa accettano che ci siano delle eccezioni. Per cui si dice la regola è questa, matrimonio solo fra due cattolici, ma si fanno delle eccezioni, si danno delle dispense, si capisce che non c'è altro modo, per esempio, di sanare delle situazioni di persone che vivono insieme nel peccato, ma non c'è altro modo che di dispensarle dai problemi. E dico le cose in modo molto semplice, ecco. Cioè l'importante è che si creano delle eccezioni rispetto a una regola che sembrerebbe una regola fondamentale. Quando si parla di popolazioni indiane, questo diventa assolutamente, è impossibile fare diverso. Non si può pretendere di sposarsi, di celebrare dei matrimoni con persone che hanno sempre vissuto nel paganesimo, e non si può aspettare 20 anni prima che quell'altra persona si sia convertita, perché magari ha avuto già 10 figli, magari hanno già vissuto insieme. Quindi bisogna fare dei compromessi. Altri compromessi sono, quello del matrimonio è una delle cose più delicate dell'unione fra le persone, ma ci sono anche dei compromessi di altro genere. Per esempio, si fa una richiesta, qui parliamo della fine del Settecento, c'è una domanda, un documento, un prete che era in quel momento negli Stati Uniti, che ha una chiesa, e dice: ma io non ho nessun organista, non c'è nessuno che mi suona l'organo, eppure serve l'organo perché dobbiamo cantare in chiesa. Posso assumere un organista protestante? Perché si può fare, è legittimo. E allora si manda la lettera a Roma, Roma decide e la Santa Inquisizione, il Santo Ufficio fa un bel dibattito. 3 anni dopo si risponde e si dice: sì, se non ce n'è altri prendete l'organista protestante. Per dire una piccolissima cosa che però succede molto spesso. A un certo punto un altro vescovo, vi faccio degli esempi terra, il vescovo di Quebec, ma qui parliamo dell'inizio dell'Ottocento, ricordate che la fine di questa conversazione è 1815, prima dell'815 c'è un vescovo di Quebec che scrive a Roma dicendo: ma mi hanno invitato a fare parte del consiglio del Parlamento locale. Ma il Parlamento locale è protestante, perché il Canada nel frattempo era diventato protestante. Io, vescovo cattolico, posso sedere in un Parlamento protestante? E se mi chiedono di pregare in favore del re di Inghilterra anglicano, lo posso fare? Quando ci sono delle preghiere pubbliche, posso pregare per una religione che non è la mia? Roma ci pensa 3 anni, 4 anni, poi dice sì, facciamolo, perché questo serve al benessere della Chiesa in generale. Quindi si fa un ulteriore compromesso. E questi compromessi sono continui. Ultimo esempio molto banale che vi posso fare. A un certo punto, dopo la rivoluzione americana, si incontrano i preti che vengono dal Canada, francesi, con i preti che vengono dagli Stati Uniti, inglesi. Si incontrano e si rendono conto che hanno modi
modi di praticare la loro religione, liturgie diverse. Per esempio, i preti del Canada, alla fine della messa, cantano una canzone. Questa canzone, questo canto in chiesa, è God Save the King, o God Save the Queen, in quel caso lì era God Save the King. Ovviamente lo facevano, perché? Perché il King, il re, era re d'Inghilterra, il Canada era diventato territorio inglese e la Chiesa riteneva che bisognasse comunque rispettare l'autorità suprema. Quindi cantavano tranquillamente, dopo il Te Deum cantavano God Save the King. Ma gli americani cosa facevano negli Stati Uniti, in cui non c'era il re? Loro cantavano la stessa canzone, ma era God Save the People. Il re, Dio salvi il popolo. Perché nel frattempo gli americani avevano fatto la rivoluzione, non avevano più re e quindi non dicevano il presidente, God save the president, God save the people, perché il popolo era l'unità di misura fondamentale degli Stati Uniti. Allora vedete che ci sono continuamente degli adeguamenti di questo genere, soprattutto di carattere formale, per cui bisognava arrivare a dei compromessi. Quale fosse il livello di compromesso era estremamente difficile trovarlo, ma non c'era altro modo che provare e chiedere il permesso a Roma. Siamo arrivati alla fine del Settecento, rapidamente. Sono successi due fatti fondamentali nella storia del Nord America. Il primo è la conquista del Canada. Nel 1760 il Canada viene conquistato dagli inglesi. Da quel momento in poi il Canada non è più un paese soggetto alla corona francese e quindi non è più un paese cattolico, ma diventa un paese formalmente anglicano, la cui popolazione però è totalmente cattolica. Quindi conquista del Canada 1760. A questo punto è il momento della massima estensione dell'impero inglese d'America, perché gli inglesi hanno tutto il Nord America, salvo la parte spagnola. Hanno la parte che noi oggi conosciamo come Canada e hanno tutti i futuri Stati Uniti. Però pochi anni dopo, parliamo del 1760, 1776 c'è la rivoluzione americana, cioè gli americani si ribellano al sovrano inglese e dopo alcuni anni di guerra, 1783, gli Stati Uniti le colonie britanniche diventano Stati Uniti, cioè un paese indipendente, libero, in cui non c'è più una religione di Stato e in cui viene proclamata costituzionalmente la libertà religiosa, cioè si può praticare qualsiasi religione, incluso il cattolicesimo. Quindi da questo momento quei poveri missionari cattolici che dovevano stare sempre chiusi in casa e non farsi mai vedere e avevano difficoltà a fare il loro lavoro, vengono liberati. E infatti i missionari cattolici dicono: questa rivoluzione politica per noi è stata una rivoluzione assolutamente importante, la più importante rivoluzione nella storia del mondo, perché finalmente siamo liberi di praticare la nostra religione e di portarla agli altri. Quindi da dopo la rivoluzione americana la Chiesa cattolica negli Stati Uniti è libera. Naturalmente è libera e questo comporta alcuni svantaggi. Per esempio non c'è più nessuno Stato che aiuta, che supporta, che fornisce finanziamenti, per esempio, a una religione di Stato. C'è un altro momento delicato di quest'ultima fase, siamo alla fine del Settecento, di quest'ultima fase, di questo periodo storico che ho preso in esame, che è la soppressione della Compagnia di Gesù, la soppressione della Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù sono i Gesuiti. Gesuiti che ci sono sempre stati dalla metà del Cinquecento, che sono un ordine religioso importantissimo dal punto di vista delle missioni, perché sono più capaci, più colti, ci mettono più impegno, soprattutto scrivono moltissimo quello che fanno, cosa che altri ordini, che pure sono impegnati, non fanno. Sono un ordine importantissimo, ma proprio per questo danno molto fastidio. E siccome danno molto fastidio alle autorità civili,
soprattutto in epoca di illuminismo di fine Settecento, vengono, a un certo punto il Papa si convince che è il momento di abolirli. E nel 1773 la Compagnia di Gesù viene soppressa. Non esistono più i gesuiti. Chi era gesuita diventa un prete come tutti gli altri. Essendo un prete come tutti gli altri, viene sottomesso all'autorità del vescovo, non più del loro ordine religioso a Roma, ma del vescovo. Questa soppressione dei gesuiti dura circa 2 generazioni, dura circa 40 anni e l'ordine viene rimesso, restaurato, come si dice, dal Papa soltanto nel 1814, cioè poco prima della data finale della mia conversazione, 1815. Per queste 2 generazioni, tra il 1773 e il 1814, i gesuiti, che pure erano un ordine così importante, vengono aboliti. In Canada questo non ha dei grossi problemi, perché i gesuiti a poco si estinguono, non vengono più rimpolpati, e quindi quelli che c'erano, che erano rimasti pochi, a poco muoiono, e nel 1800 finisce l'ultimo gesuita. Negli Stati Uniti, viceversa, i missionari che avevano operato negli Stati Uniti, uso la parola Stati Uniti impropriamente, erano praticamente tutti gesuiti. Quando l'ordine viene soppresso, loro rimangono negli Stati Uniti. Si cambiano di tonaca, si cambiano di abito, ma continuano a rimanere sul posto. E continuano a fare quello che facevano prima. Una delle cose che facevano prima, per sostentarsi, perché dovevano bene vivere, dovevano mangiare, dovevano fare il loro lavoro, per sostentarsi avevano avuto bisogno di mettere su delle vere e proprie aziende che portassero dei profitti con i quali sopravvivere e portare avanti il loro lavoro. Nelle Antille fanno la stessa cosa, mettono su delle aziende. Nelle Antille queste aziende gesuite erano come si chiamano? Gli zuccherifici, luoghi in cui si produce lo zucchero. E come si produceva lo zucchero? Lo si produceva facendo lavorare gli schiavi negri. Ed ecco che quindi nelle Antille i gesuiti diventano dei ricchi, noti imprenditori che hanno anche un grande successo economico, i quali utilizzano però manodopera in regime di schiavitù. Ormai si sono dimenticati l'idea della conversione degli indiani, perché gli indiani sono praticamente tutti spariti o sono morti di malattie, ma utilizzano gli schiavi africani nelle Antille per creare queste aziende di grande successo, in Antille e in Guyana. Nel Nord America, negli Stati Uniti, queste grandi aziende possono essere create, sono state create solamente in alcuni stati, che sono la Virginia, il Maryland, la Georgia, cioè luoghi in cui era possibile produrre su vasta scala, non zucchero, ma cotone, tabacco, ce n'è un'altra in questo momento mi dimentico, ma diciamo fondamentalmente era tabacco e cotone, e queste grandi piantagioni di cotone e di tabacco vengono gestite da gesuiti. Ecco un altro compromesso che viene fatto, perché la Chiesa non è mai stata favorevole in teoria alla schiavitù, e anzi si è sempre battuta contro la schiavitù. Dal momento in cui l'Europa ha cominciato a ritenere che la schiavitù fosse una cosa negativa, l'Europa l'ha fatto prima degli altri, ma diciamo gli schiavi c'erano, bisognava farne qualcosa e c'erano sempre stati. La teoria secondo la quale la schiavitù non era qualcosa di come dire, moralmente ammesso, prende molto tempo a prendere piede. Perché ho detto questo? Per dire che uno dei compromessi che quindi i gesuiti del Nord America, dei futuri Stati Uniti, fanno è quello di utilizzare manodopera africana, sapendo di fare una cosa non proprio legittima, ma d'altra parte dicendo o facciamo così oppure non abbiamo più possibilità di sostentarsi. Peraltro lo fanno tutti, cioè tutto il Nord America vive sulla schiavitù africana, metà del Nord America almeno, e loro erano parte di questa società. C'è un certo gesuita, sto per chiudere questa conversazione,
un certo gesuita famoso e importante che si chiama padre Antonio Grassi, che era un bergamasco, che era un erudito gesuita, che quando il suo ordine viene soppresso in Italia va in Russia, perché la Russia è l'unico posto in cui i gesuiti avevano avuto la possibilità di continuare a esistere. La zarina Caterina se li era tenuti i gesuiti. Poi dalla Russia passa in Nord America e dal Nord America finisce a essere il presidente di una grande università americana che c'è ancora oggi, che si chiama Georgetown University a Washington, e lui, questo bergamasco, diventa presidente di questa di Georgetown University, e lui scrive un trattato, un bellissimo trattato, devo dire, su cos'è l'America, parliamo degli anni 815, su cos'è l'America, e dice: è un paese eccezionale, un paese favoloso, peccato che ci sia questa tara fondamentale che è la schiavitù. Dobbiamo accettarla, non sappiamo come fare diversamente, certamente bisogna eliminarla a poco a poco. E gli Stati Uniti sappiamo come la eliminano con una guerra civile che avrà luogo di lì a poco, a metà dell'Ottocento, in cui praticamente la schiavitù viene abolita, ma i problemi restano per altri 100-150 anni. Allora, questo è per quanto riguarda la parte compromessa e la parte dei compromessi. Un'ultima cosa voglio dire è che sempre per quanto riguarda la terza parte della mia conversazione, quella sui compromessi, c'è un compromesso su cui vale la pena di riflettere, perché noi sappiamo che la Chiesa Cattolica è stata particolarmente, e uso la parola, reazionaria in senso improprio verso la metà dell'Ottocento. Cioè la metà dell'Ottocento la Chiesa Cattolica è molto dura, è molto l'opposto di inclusivo, molto chiusa rispetto a altre religioni e ai rapporti con i protestanti. Viceversa, alla fine del Settecento c'è un periodo che corrisponde all'illuminismo nella società civile, in cui c'è un'enorme apertura anche nella Chiesa stessa. Tanto è vero che in Nord America, là dove vivono vicini protestanti e cattolici, si arriva addirittura al punto di utilizzare le stesse chiese, gli stessi luoghi di culto. Alla domenica c'è la messa cattolica, il sabato o un altro giorno o la settimana dopo c'è il culto evangelico, nello stesso luogo. E c'è un'alternanza di preti cattolici e di ministri protestanti negli stessi luoghi. E perché ci si rende conto, o si capisce, o si vuole intendere, che in realtà quello che conta è il comportamento. Credere in Dio, comportarsi bene, essere bravi cittadini, e questo lo si può essere da vari punti di vista. Non c'è un solo punto di vista. Questo è un periodo, direi, di grande apertura, sia da parte protestante che da parte cattolica, che dura 2 generazioni, e poi a partire dall'inizio dell'Ottocento comincia un po' a chiudersi, e si chiuderà in maniera pesante negli anni 30 dell'Ottocento, quando ci sarà un forte movimento anticattolico tra i protestanti, ma viceversa un forte movimento antiprotestante fra i cattolici. Ecco, io direi che più o meno siamo arrivati, più o meno ci siamo. Ricordatevi da dove siamo partiti, questo enorme periodo di entusiasmo iniziale che si scontra con la realtà, un periodo di delusioni in cui ci si rende conto della difficoltà dell'opera di conversione, e contemporaneamente si stabilizza la situazione, della Chiesa in Nord America, e poi si arriva soprattutto verso la fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, a capire che bisogna operare dei compromessi, senza toccare ciò che è fondamentale, naturalmente, nella dottrina, ma naturalmente variandolo a seconda delle situazioni. Tant'è che si dice, e qui chiudo, che le terre di missioni, e in particolare in questo caso parliamo delle terre del Nord America, la terra di missione non è una terra di regole, ma è una terra di eccezioni. Cioè si conoscono le regole, che sono quelle del Concilio di Trento, ma per applicare queste regole bisogna utilizzare
continuamente delle eccezioni, perché senza le eccezioni non si va avanti. Credo di potermi fermare qui e lascio la parola a qualcuno di voi se ha delle domande. Grazie. E grazie di questa carrellata a Luca Codignola Bo, questo quadro del nuovo mondo e anche un esempio di un metodo storico, perché lui ci ha raccontato una storia a grandi, no? A grandi tratti, no? A pennellate, insomma un grande affresco che copre 2 secoli e più, no? Però poi lo ha in qualche modo animato, ce l'ha fatto comprendere anche attraverso degli esempi di alcuni personaggi, per cui no, di alcuni documenti, alcuni dei quali probabilmente sono anche inediti, che lui stesso ha studiato, per cui vediamo appunto il lavoro dello storico documentario che getta una luce nuova su questi grandi eventi, no? che appunto abbracciano intere generazioni, intere epoche, in questo caso interi continenti. Per cui insomma ci sarebbe secondo me altro da domandare appunto anche su questi personaggi che emergono, come alcuni di quelli che sono stati citati, alcune delle lettere che sono state citate, no? E che ci hanno fatto un po' toccare con mano questi temi così affascinanti, perché siamo davanti a un continente, a grandi movimenti di popoli, a quello che oggi viene chiamato genocidio, comunque popoli che crescono, popoli che scompaiono, lotte religiose, insomma è una cosa quasi vertiginosa della storia del mondo. E pensare appunto a questo continente americano nel quale si incrociano tutti questi eserciti, questi missionari, dove c'è un enorme traffico, mi sembra l'idea dell'enorme traffico di merci, di uomini naturalmente, di schiavi, di questa sete terribile di vitalità, per cui ci può essere un via vai di navi da quelle parti lungo la costa orientale, poi forse anche quella occidentale del nuovo mondo, no? Che fa girare la testa. Forse anche oggi ci sono molte navi che girano, ma forse non erano da meno i traffici in questo periodo, cosa che per noi è un po' difficile da immaginare pensando a come erano diverse le strumentazioni, come erano diverse le navi, no? Eppure tutti questi avevano degli interessi economici che portavano questi uomini a viaggiare. E sappiamo per esempio che la tratta faceva parte di tutto questo poi tu ce lo puoi spiegare sicuramente molto meglio, faceva parte di tutto un giro virtuoso o diciamo delittuoso, no? Per cui si andava in Africa e si compravano gli schiavi, poi si andava in America, si depositavano gli schiavi e si riportavano in Inghilterra i prodotti della canna da zucchero, no? E poi si riportavano, per cui era tutto straordinariamente ben congegnato ed efficace. Forse anche i genovesi hanno avuto qualcosa a che fare, oltre ai bresciani, in questo. E poi la religione, i gesuiti, e qui si aprirebbero altri discorsi. Per cui grazie di averci fatto pensare a tante cose. Spero che faremo sogni tranquilli nonostante tutti questi stimoli. E se ci sono delle domande, sì. Volevo chiedere, quindi con Jacques Cartier, uno dei primi esploratori del Canada, non è arrivato nessun religioso, punto di domanda. E il primo vescovo in terra statunitense è stato per casa diocesi, quello della diocesi di Baltimora? Ecco, questo volevo. Sì, allora due domande molto pertinenti. Jacques Cartier è uno dei primissimi esploratori francesi che è arrivato in Canada, siamo negli anni 30-40 del Cinquecento. Sulle prime navi degli esploratori a volte c'era un prete, a volte, e spesso c'erano anche dei preti sulle navi dei pescatori, perché quelli che soprattutto nel Cinquecento andavano in Nord America ci andavano per pescare, perché il mare, i banchi di Terranova sono una delle zone più pescose del mondo, per cui c'era un traffico di migliaia di pescatori, proprio migliaia, che ogni anno andava a Terranova e tornava indietro. Su queste navi sicuramente ogni tanto c'era anche un prete.
Il prete prendeva i suoi poteri, i poteri spirituali dal vescovo di origine, ma in realtà le navi di questi pescatori erano considerate un po' delle estensioni della diocesi di origine, per cui questi non erano missionari, erano preti che servivano l'equipaggio o servivano gli esploratori e poi se ne tornavano a casa. A nessuno di loro era mai venuto in mente di convertire, di scendere a terra e convertire gli indiani. Anzi, meno indiani c'erano, meglio era, perché a volte gli indiani erano anche ostili. Quindi, giustamente lei dice, c'erano, con Cartier non ce n'erano, che si sappia. Con altri si sa che ce n'erano qualcuno a partire da documentazione. Ma certamente non i primi che l'hanno fatto sistematicamente sono stati i gesuiti all'inizio, nel 1611. Seconda domanda, il primo vescovo di Quebec si chiamava Laval. Il primo vescovo degli Stati Uniti era il vescovo Carroll, che era il vescovo di Baltimora. Baltimora era il centro focale del cattolicesimo degli Stati Uniti, perché il Maryland, di cui Baltimora è la capitale, era stata una colonia cattolica fin dagli inizi, poi aveva perso un po' questo suo carattere di essere colonia cattolica, sempre perché i cattolici erano perseguitati, ma è l'unico posto in cui i cattolici avevano possibilità di esistere negli Stati Uniti erano appunto Baltimora e Filadelfia. Filadelfia, terra dei quaccheri, terra dell'amicizia. Il primo vescovo era un ex gesuita, si chiamava Carroll, di una famiglia di piantatori e quindi schiavisti, se volete usare questa parola, lui no, ma la sua famiglia sì, aveva piantagioni in cui si operavano, si usavano gli schiavi e Carroll è stato il primo vescovo cattolico. Carroll che è un grande pensatore, un grande illuminista, un grande uomo di estrema tolleranza, è stato anche il primo che ha avuto la possibilità e l'obbligo di gestire la Chiesa dal momento in cui la Chiesa era diventata libera e indipendente. Prima era, diciamo, perseguitata e sottoposta a leggi discriminatorie. Quindi è giusto quello che io non avevo detto, ma mi fa piacere. Parliamo degli anni, Carroll è diventato vescovo di Baltimora nel 1788, pochi anni dopo la rivoluzione americana. Vedo una domanda, prego. Grazie Luca, molto, molto bella, molto stimolante. Una domanda. Innanzitutto se è a conoscenza di corrispondenza tra, diciamo, la casa madre dei Gesuiti e i Gesuiti che operano impiegando manodopera schiava. Quindi sapere se ci sono delle indicazioni, delle critiche, delle approvazioni, quanto è il margine di libertà cosiddetta di autonomia da parte di questi gesuiti che al fine di avere una sufficiente autonomia impiegano gli schiavi pur sapendo che questo non è ben fatto. Peraltro mi pare di capire che questo sia un modello ben diverso da quello che tu hai citato inizialmente in America Latina, cioè laddove invece si erano create delle fazende nelle quali era avviato un mondo dell'utopia, però era su basi completamente diverse, sempre della compagnia si tratta. Che poi, scusa l'altra domanda, mi pare di capire che fosse difficile anche per la compagnia applicare il criterio della inculturazione che invece ha avuto così maggiore spazio in Cina e quando l'hanno potuto fare in Giappone presso le popolazioni indiane. Evidentemente era una struttura ben diversa da molti punti di vista, quella che trovano nell'America del Nord. Sì, allora le questioni sono due. Schiavitù. La schiavitù è qualcosa che viene, è un dato di fatto della società di allora. Cioè se la schiavitù sia legittima o non legittima, la civiltà occidentale è stata, parlo di civiltà in senso generale, è stata la prima, la civiltà occidentale, a porsi il problema della legittimità della schiavitù o no,
ci sono voluti circa un secolo per arrivare a definire il fatto che non era moralmente legittima, ma il dibattito teorico spesso coinvolgeva persone che non erano direttamente legate all'attività sul terreno. Cioè, per esempio, nelle Antille non si poneva il problema se fosse o no legittimo, perché era l'unico modo di agire, era quello lì. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, in cui la questione avviene 2 generazioni più tardi. Ci sono alcuni gesuiti come il vescovo Carroll che, nonostante lui venisse da una famiglia di piantatori, era contrario alla schiavitù, ma nello stesso tempo gli altri gesuiti del sud degli Stati Uniti invece erano favorevoli all'utilizzazione. Per cui le 2 cose vanno di pari passo. Nella corrispondenza, nelle lettere fra Roma e i luoghi di missione, la questione teorica viene posta molto raramente. Sono più sempre delle questioni pratiche che vengono fuori. Il primo che si pone una questione teorica, che io conosca, rispetto alla legittimità della schiavitù è un cappuccino, per esempio. È un cappuccino che è di tutt'altra specie, di tutt'altro ordine, però lui dibatte all'interno del suo ordine se sia legittimo o meno avere degli schiavi. I cappuccini non avevano schiavi, quindi poteva tranquillamente, perché erano mendicanti, non potevano avere proprietà, non potevano avere soldi, quindi non potevano nemmeno avere schiavi. I gesuiti non avevano questo problema di non poter avere proprietà. C'era ancora una domanda? No, ancora un'altra cosa che era... Ah, l'inculturazione. Ecco, allora il problema, l'esempio che avevo fatto all'inizio è l'esempio della riduzione gesuita del Paraguay. Il Paraguay è un caso è l'ideale, diciamo. Tutti i gesuiti che partono per le missioni vogliono fare come hanno fatto in Paraguay, dove la riduzione, cioè la riserva indiana del Paraguay, che era un territorio immenso, ha funzionato. Non sono mai riusciti a farlo funzionare altrove. Non ha funzionato nelle Antille, non ha funzionato in Canada. Lì però l'idea di riduzione, cioè di riserva di manodopera sottoposta, diciamo, all'autorità missionaria, era legata alle popolazioni indiane. Cioè in Paraguay erano gli indiani quelli che lavoravano la terra nella riduzione, e così sarebbe stato se gli Uroni fossero sopravvissuti, e così sarebbe stato nelle Antille. I 3 casi sempre comprendevano indiani. Da che cominciano ad arrivare gli schiavi africani, questa idea va a farsi benedire, perché non c'è possibilità in realtà di utilizzare gli schiavi africani se non in un regime di schiavitù. E quindi questa idea della ricreazione del modello paraguaiano, che è poi quello di Ludovico Antonio Muratori, è un ideale, insomma, non funziona da nessun'altra parte. L'altra cosa, chiudo ma è interessantissima, la vera differenza fra l'esperienza asiatica e quella americana è che rispetto alle esperienze asiatiche, voglio dire India, Giappone e Cina, la civiltà europea si sente inferiore. Cioè la civiltà europea si rende conto che quegli altri sono molto più avanzati di noi, salvo il fatto di non avere la religione. Ci dice sarebbero i migliori cittadini del mondo se fossero battezzati e convertiti. E quando i missionari vanno in Cina, quando vanno in Giappone, il pericolo vero è che si convertano loro stessi, che diventano loro stessi mandarini cinesi, mandarini confuciani, perché è talmente più elevata il livello di civiltà della corte cinese rispetto a quello che non lo sia la corte romana, che sono loro stessi che tendono a diventare cinesi. Questo non si pone mai in America, perché gli americani sono considerati dei selvaggi e quindi non c'è mai una tentazione di uniformarsi alla società amerindiana, perché quelli sono dei poveretti, mangiano male, vivono male, sono poveri, non hanno religione, sono idolatri, sono selvaggi. E quindi si tenta di convertirli, ma non c'è nessuna tentazione di diventare come loro.
invece con la Cina, con l'India e col Giappone sì. E c'è una famosa controversia che va avanti per decine di anni a Roma, che è la controversia dei riti. Fino a che punto possiamo utilizzare i riti cinesi, indiani, eccetera, senza convertirci noi stessi? Alla fine il Papa dice no, chiude la porta e dice non si può fare, se no siamo noi che ci convertiamo, non siamo noi che convertiamo gli altri. No, non avevo una domanda, ma Luca ha già risposto in queste ultime battute. Volevo appunto chiedere, ma la risposta me l'hai già data, non c'è stato nessun tentativo di fare nei confronti delle tribù indiane come dire, adattare il messaggio evangelico anche solo linguisticamente per esempio alla religione, alle tradizioni culturali, diciamo così, degli indiani del Canada, come fece Ricci e così via in Cina. In parte però credo mi hai già risposto. Diciamo che non c'è stato un tentativo di utilizzare delle formule, di utilizzare ciò che, voglio dire, è facile dire, tu lo chiami Manitou, io lo chiamo Dio, ma è la stessa cosa. Allora, a questo livello è un dibattito, diciamo, fra i leader ideologici degli indiani e dei gesuiti c'è stato, e si sedevano intorno al fuoco e chiacchieravano di queste cose, ma diciamo era molto strumentale, non era legato a quella che poi diventerà quello che giustamente Maria Stella hai parlato di inculturazione, che è la parola tecnica che si usa oggi per avvicinarsi che si usa un po' meno oggi, si usava forse una trentina d'anni fa, però l'idea di accettare le culture locali e portare il messaggio evangelico attraverso questa inculturazione è una cosa abbastanza recente e che non veniva, che allora non esisteva. Cioè, l'inculturazione, ed è quella che poi segue Matteo Ricci, secondo me. E i gesuiti hanno questa peculiarità, forse. Questo secondo me è oggetto di dibattito storiografico. Allora non vorrei entrare, è il livello di accettazione delle realtà locali. Sì, Valigliano, Ricci sono tutti personaggi di grande spessore e anche gente che pensava molto e scriveva molto. No, c'è anche un altro dato, che i gesuiti, Matteo Ricci, padre Martino Martini, entrano, cioè sono lì in Cina e riescono anche la missione dei gesuiti francesi, padre Bouvet, la missione dei gesuiti francesi inviata da Luigi XIV. Loro sono dei portatori di cultura, cioè dei astronomi, matematici, quindi si confrontano con gli astronomi e con la matematica cinese, eccetera, e fanno comprendere tante cose, la geometria, eccetera, e riescono poi ad avvicinare addirittura l'imperatore e a parlarne. Cioè, sì, è il mezzo in cui riescono, il mezzo in cui loro, questi eruditi, soprattutto i gesuiti, riescono a entrare in contatto con gli eruditi e coi grandi sapienti asiatici, perché portano loro delle conoscenze e riescono a dibattere a quel livello scientifico in cui hanno un terreno di comunicazione. E direttamente con l'imperatore. Sì. E infatti riescono a ottenere un'entratura a questi altissimi livelli delle società asiatiche perché sono delle persone che portano qualcosa. E il problema è che spesso questo contatto avviene solo a quel livello scientifico. Dal punto di vista della Chiesa si dice, beh, vabbè, parlare di astronomia, ma noi dobbiamo andare lì per
creare dei cristiani, ecco, non per discutere di astronomia, anche se l'astronomia è il modo in cui si entra in contatto con queste società. Tutto questo non poteva avvenire con le società americane degli indiani Uroni, perché siamo a un livello completamente diverso. Sì, no, poi avevo una curiosità relativamente all'azione di missionari protestanti, cioè ci sono missionari protestanti in Nord America e che differenza c'è nel loro operato rispetto ai cattolici di cui ci hai parlato? Io mi sento molto in imbarazzo perché c'è qui il professor Ruboli che è il vero esperto nei missionari protestanti, ma dico la mia che è questa. I missionari protestanti ci sono stati. E allora in Canada no, perché era proibito essere protestante. Ci sono in un periodo successivo, nell'800, e c'è un grosso conflitto, diciamo, a chi arriva prima, perché quelli che arrivano per prima in contatto con le nuove popolazioni indiane tendono ad essere quelli che hanno più successo. E quindi le due parti, diciamo, si scontrano a livello di corsa alla penetrazione all'interno delle popolazioni indiane. Viceversa, nelle colonie britanniche c'è stato, in teoria, tutti dicevano bisogna portare il protestantesimo, quello che è evangelizzare gli indiani. In pratica i protestanti hanno fatto molto meno, se non in alcuni casi. Ci sono delle missioni di un missionario che si chiama John Eliot, per esempio, che crea per un lungo periodo, in un luogo preciso, ha dei rapporti molto diretti con gli indiani e ha anche un grande successo, ma in un luogo abbastanza limitato e per un periodo abbastanza limitato. Finito lui, la cosa tende a finire. Anche lì, all'inizio dell'Ottocento, viceversa, si riparte invece con le vere missioni protestanti e a quel punto il successo delle missioni protestanti negli Stati Uniti è pari se non superiore a quello delle missioni cattoliche. Di fatto c'è una corsa da parte delle due parti in cui si tende ad arrivare prima degli altri, direi portando un messaggio molto simile. Il problema della chiesa protestante è che non c'è una chiesa protestante, ma ce ne sono tante. Ci sono tanti messaggi diversi fatti da denominazioni diverse, alcuni particolarmente legati per esempio all'attività con gli indiani, per esempio i fratelli Moravi, eccetera, altri invece che si dedicano di più alla comunità bianca. Quindi il vantaggio della Chiesa Cattolica è di avere un capo e una struttura unica e poi di avere un sacco di come si dice, fedeli da quando arriva l'immigrazione irlandese, perché gli irlandesi per la stragrande maggioranza che arrivano nell'Ottocento sono cattolici e quindi riempono dei territori immensi portandosi dietro la loro religione, cosa che viene in maniera molto meno chiara negli Stati Uniti. Hai citato John Eliot e mi viene in mente un episodio che tu certamente... È il professor Ruboli che ho appena detto che volevo che dicesse la sua. No, volevo che tu aggiungessi qualcosa perché certamente ti ricordi quell'episodio in cui John Eliot in un inverno spaventoso trova rifugio in una capanna in cui incontra un missionario gesuita e entrambi poi, se non ricordo male, nelle loro note, nelle loro lettere, entrambi dicono di avere trascorso una bellissima notte parlando e condividendo le loro idee. Probabilmente è un caso unico e raro, però è interessante questo incontro tra un missionario protestante e un missionario cattolico che si chiamava Dreie o qualcosa del genere. Non ricordo più come si chiamava. Sì. Allora, sì, sono d'accordo, questo rientra nella
in qualche modo nella casistica che prima avevo citato del fatto che si scambiavano i luoghi di culto. È una cosa un po' rara, non è che succedesse in tutti i momenti, ma diciamo laddove c'era la necessità si riteneva più importante che il messaggio cristiano arrivasse, qualunque fosse l'origine del cattolico o protestante, piuttosto che non ne arrivasse nessuno. Questo certamente è una cosa che avviene in luoghi come Terranova, che avviene nella Nuova Scozia, che avviene addirittura nel West sia degli Stati Uniti che del Canada, nella zona di Detroit, per un certo periodo. Poi dopo la grande rivalità ricomincia in un secondo momento, ma c'è questo periodo fine 700, inizio 800, in cui tra l'altro uno dei problemi di questo periodo che per entrambi, cattolici e protestanti, l'alternativa qual è? Sono i massacri della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese è il punto di riferimento sia dei cattolici che dei protestanti di che cosa avviene quando si va contro la cristianità. Cioè i massacri di decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Per cui meglio, diciamo, evitare il dramma della Rivoluzione francese o di quella che potrebbe essere un'altra rivoluzione francese, cercando di trovare un accordo fra di noi cristiani. Questo è quello, diciamo, è la minaccia che sta dietro il fatto che le due parti vadano d'accordo per questo periodo. Tanto è vero, e qui chiudo, tanto è vero che tutti i rifugiati francesi che scappano dalla rivoluzione francese, preti ma anche laici, cattolici, dove scappano? Scappano in Inghilterra. E l'Inghilterra li accoglie benevolmente. Trovano in Inghilterra, tutti i rifugiati dalla Francia rivoluzionaria, trovano un asilo, trovano addirittura dei finanziamenti pubblici, trovano un luogo in cui molti continueranno a stare per tutta la loro vita. E gli anglicani stessi accettano i cattolici in casa loro, si chiamavano i preti emigrati, gli émigrés, perché si rendono conto che l'alternativa è il massacro della rivoluzione francese, poi seguita dalle guerre napoleoniche. Ma il vero punto che mette tutti d'accordo è che l'alternativa è la rivoluzione francese, che è la cosa che nessuno vuole tranne i rivoluzionari francesi. Grazie tantissimo anche al pubblico per questo supplemento che veramente è stato anche molto stimolante, e tanto che credo che siamo curiosi di risentire presto Luca Codignola-Bo su questi argomenti, no? Provocatori anche per certi versi. E per questo a questo punto vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che giovedì 2 marzo il nostro accademico Francesco Baldini dell'IIT parlerà del viaggio nel mondo segreto delle cellule tra fluorescenza e supermicroscopi. E poi la settimana dopo invece torneremo alle scienze umane con Paolo Zoboli, con gli scritti di Mario Novaro. E vi aspetto, appunto, ci vediamo la settimana prossima. Intanto un caro saluto e ringraziamento a Luca Codignola e al pubblico.